L'Arneis è un vitigno a bacca bianca che ha trovato nel suolo del Roero il suo habitat ideale. Andiamo a parlarne subito con Federico Almondo, che ci racconterà la sua storia, le sue peculiarità e le curiosità. Allora Federico, ci puoi raccontare un po' come arriva l'Arneis in questa zona e qual è l'origine anche del suo nome? Molto volentieri, benvenuta Chiara. Qua siamo proprio in un vigneto d'Arneis nel comune di Canale, che è il cuore del Roero. Ovviamente non si chiamava ancora Arneis, ma prendeva il nome da una collina poco distante di qua che in volgare si chiamava Renexi. Da lì la storpiatura del nome a Renesio, attualmente quel bricco si chiama Renesio, e da Renesio a Arneis il passo è stato veloce. Si parla del 1400 e l'Arneis in realtà non era prettamente usato per fare un vino bianco. Si mischiavano tante uve qua autoctone, Nebbiolo e Barbera per esempio, con un po' di Arneis, ma soprattutto era usato come uva da mensa, perché il grappolo dell'Arneis è poco suscettibile ai marciumi, è stato coltivato fino, ahimè, come in tutta Italia, come in tutta Europa, alla maledetta fillossera. Fortunatamente all'inizio degli anni 70 molti produttori qua della zona hanno ricreduto in questo vitigno, hanno riniziato a ripiantarlo e dai 20 ettari esistenti negli anni 70 siamo arrivati adesso ad avere più di 700 ettari nella zona. Un vitigno quindi che è veramente cresciuto e soprattutto che si è sviluppato così bene, ma secondo te perché ha trovato in questo suolo un habitat così perfetto? E quali sono appunto le condizioni pedoclimatiche più adatte a lui? Sì, come ben sai il Roero ha una matrice di suolo sabbiosa. Buona parte di tutte le colline che vedi milioni di anni fa erano sotto il mare. L'Arneis si trova bene qui nel Roero perché è un vitigno molto vigoroso. La matrice sabbiosa e il vento costante fanno sì che l'Arneis limiti la sua vigoria e la produzione sia di qualità, quindi sia molto concentrata in sali minerali, che è la caratteristica fondamentale del Roero. In secondo luogo, il suolo sabbioso dona all'Arneis tantissimi profumi. Quali sono quindi le caratteristiche dei grappoli di Arneis, ma soprattutto le accortezze nel vigneto che bisogna avere per poter farlo esprimere al meglio? L'Arneis è un vitigno vigoroso ma abbastanza facile da gestire proprio per la sua attitudine a salire in verticale. Infatti il metodo di allevamento qua è a spalliera e vedi come salgono senza bisogno di sistemare questi tralci. Guarda quanto è alto questo germoglio e siamo poco dopo la fase di fioritura, quindi sarà già alto 3 metri, perché l'Arneis ha questa attitudine a spingere molto a livello vegetativo. Tendenzialmente abbiamo due biotipi di Arneis, uno che è questo col grappolo, vedi, piccolo, corto e alato, ha queste due ali che a maturità proprio diventano più grandi e più sporgenti. Nell'altro biotipo d'Arneis invece il grappolo è più allungato e non presenta ali. L'Arneis di sua tendenza a maturità perde un po' di acidità e quindi i vignaioli devono mantenere al massimo il grappolo coperto dal sole e in un ambiente fresco. Difficilmente vengono attaccati dai funghi perché, come ho già detto prima, siamo in terreno sabbioso e in ambiente ventilato. Il secondo obiettivo è avere un buon equilibrio della pianta. Bisogna cercare con l'inerbimento, con le operazioni manuali di sfogliatura, di sfemminellatura, di mantenere un equilibrio fra tutte queste foglie che l'Arneis mette di sua indole con la produzione, con i grappoli. Più o meno quando avviene la vendemmia? La vendemmia storicamente avveniva la seconda decade di settembre. Ultimamente le stagioni si stanno scaldando e la vendemmia inizia agli ultimi giorni di agosto per le posizioni più precoci, più esposte, magari alla cima della collina che guardano il sole, e va avanti fino normalmente alla prima decade di settembre, sono quei 15 giorni lì. Per quanto riguarda invece proprio le altitudini, posizionamenti ed esposizioni dei vigneti di Arneis,
C'è qualche cambiamento in atto o comunque quali sono quelle più adatte? Ovviamente il Roero è colpito dal cambiamento climatico perché di fatto le temperature si sono innalzate, piove sempre di meno in estate e quando piove ci sono dei temporali fortissimi. Assolutamente bisogna avere un terreno inerbito perché quando piove d'estate ci sono dei ruscellamenti pazzeschi e quindi è meglio avere tutto coperto ed evitare l'erosione del suolo. Come luoghi della collina dove piantare l'arnesi in realtà si cercano le posizioni fresche, quindi normalmente si cerca il sole del mattino, quindi il versante est. Il versante sud si tende a evitare proprio perché è più assolato e più caldo e si riprende nel versante ovest e quindi è un compromesso che va ancora bene. Normalmente l'arnese è stato sempre piantato alla cima della collina proprio perché sopporta bene i venti, non ha problemi di rottura, di tralci e per questione sanitaria, perché alla cima della collina soffia più vento, il terreno è meno ricco e quindi la pianta ha un equilibrio maggiore. Beh, grazie mille Federico, adesso non ci resta che andare a scoprirlo nel bicchiere. Grazie a te Chiara.